Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presenteremo la ricetta risotto al nero di seppia. Ingredienti per 4 persone: 250 g di riso carnaroli, 50 g di nero di seppia, 30 g di concentrato di pomodoro, un bicchiere di vino bianco, brodo vegetale quanto basta, 30 g di pecorino, mezza cipolla tritata, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Nella nostra padella aggiungiamo un filo di olio, aggiungiamo la nostra cipolla tritata e facciamola rosolare per qualche minuto. Aggiungiamo all'interno il nostro concentrato di pomodoro e sciogliamolo con un pochino di brodo vegetale precedentemente realizzato. Il nostro pomodoro è pronto, gustiamolo leggermente di sale, mettiamo un pizzico di pepe nero e aggiungiamo le nostre 2 sacche di nero di seppia. Mescoliamo il tutto, fare cuocere per altri 5 minuti e riservare da parte. A parte, nel nostro padellino faremo riscaldare un po' d'olio e aggiungeremo il nostro riso. Mescoliamo e iniziamo il procedimento di tostatura. La tostatura nel riso serve per creare una patina nel nostro chicco e renderlo al dente fino a fine cottura. Ci accorgeremo nella tostatura del nostro riso perché sarà abbastanza bollente e avrà il chicco leggermente trasparente. Mentre il riso cuoce, aggiungiamo all'interno la salsa precedentemente preparata con il nostro nero di seppia. Questo procedimento serve per far assorbire all'interno, del chicco di riso il profumo e il sapore del nero di seppia. Continuiamo la cottura per altri 20 minuti, mescolando in continuazione, e se abbiamo bisogno di aggiungere del brodo lo aggiungiamo sempre gradualmente. Dal momento che il nostro riso è cotto, a fine cottura aggiungiamo un filo di olio extravergine d'oliva e procediamo all'impiattamento. Completiamo con del pecorino grattugiato sopra e un filo di extravergine d'oliva. Il piatto è servito.